Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister, siamo qui per commentare una bella vittoria convincente, iniziata forse un po' a contratti e poi si è andata a mettere per il meglio. Quello sì, è il primo campionato e si parte sempre alla pari come tutti, quindi c'era un po' di tensione, penso che abbiamo fatto bene, si poteva fare meglio, però penso che abbiamo sempre tenuto il pallino al gioco, loro avevano tanto palleggio, però penso che abbia creato poche occasioni, penso che non abbia fatto neanche una parata se non ricordo male e niente dai, sapevamo che era difficile perché loro si chiudevano molto bene, chiudevano gli spazi e alla lunga siamo riusciti a rubare una palla e a trovare il gol, dopo penso siano venute altre 3-4 occasioni nitide e si poteva farne di più, però per il momento non ci lamentiamo, va bene così. È stata un po' un match dai due volti, si può dire, nel senso che c'è stata differenza tra il primo e il secondo tempo. Sì, dopo magari hanno preso più confidenza, abbiamo messo a posto due cosine e poi hanno trovato gli spazi giusti, un po' più di coraggio e è arrivata questa bellissima vittoria. Se vogliamo vedere il pelo dell'uovo, si può dire che magari le altre tante occasioni create non sono state finalizzate a dovere, forse bisogna lavorare un po' anche su quello. Sì, in due situazioni è stato bravo il loro portiere, una non abbiamo centrato la porta, altre si poteva gestire meglio, però è la prima, era importante partire col piede giusto, l'abbiamo fatto e quindi adesso ci aspetterà già un'altra battaglia a San Martino domenica e quindi da martedì pensiamo a quella, intanto ci godiamo questo. Anche perché l'anno scorso non era iniziata esattamente così, mister. No, mi sembra che l'anno scorso era stato un disastro per il primo mese, quindi dai, però non vuol dire niente, abbiamo fatto la prima, adesso ci sono tante altre da giocare. Abbiamo visto una grande voglia di giocare anche e soprattutto da parte dei ragazzi entrati in corso di partita. Questa panchina può essere una forza ulteriore per il Mestre quest'anno? Sicuramente sì, abbiamo anche Papo Boscolo fuori e quindi abbiamo penso cambi importanti in tutti i reparti, dopo c'è quello che è più in forma, quello meno in forma e quindi aiutiamo tutti a trovare il livello migliore per tutti quanti, è normale che i cambi fanno la differenza. Marco, insomma, esordio vincente, difesa che non ha mai corso neanche mezzo pericolo e un tuo gol all'esordio, meglio di così direi che non poteva andare. Inizio spettacolare, abbiamo preparato bene la partita, siamo felici per la vittoria perché partire col piede giusto in casa era quello che bisognava fare, l'abbiamo fatto, ancora più felice per il gol insomma. Ecco, a proposito del gol, un gol così importante e soprattutto il tuo debutto lo dedichi a qualcuno in particolare? Lo dedico alla mia famiglia che oggi era qui allo stadio, a tutto lo staff, ai ragazzi che è da 40 giorni che corriamo, fatichiamo e oggi abbiamo raccolto i primi frutti del nostro lavoro. È sembrato, discutevamo anche con mister Zecchino, un Mestre che oltre a vincere convince, sei d'accordo? Sì, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister oggi, quello bisognava fare, siamo sempre all'inizio, la forma è quella che è, ci vuole tempo, però se facciamo quello che ci chiede il mister poi alla fine risulta un po' più semplice le cose. Si diceva di un inizio spettacolare, ma forse la prima parte della partita il Mestre era un po' contratto, in difficoltà, anche se non avete mai rischiato nulla di particolare. Non abbiamo rischiato nulla, però sì, eravamo un po' contratti all'inizio, sarà anche comunque tanti ragazzi nuovi, lo stadio comunque oggi c'era gente, è la prima partita in casa, si sentiva, cioè tutti eravamo un po' emozionati, è normale. E quindi ci sta, poi ci serviva un episodio per sbloccarla e dopo lì secondo me siamo andati in scioltezza e abbiamo controllato la partita. Infatti 2-0 per carità è un buon risultato, anzi più che buono, però volendo poteva incrementarsi ulteriormente il vantaggio. Sì, sono d'accordo, avevamo avuto almeno altre 4-5 palle gol nitide e poi ci sono anche gli avversari, il portiere, mille cose, però va bene, ci portiamo a casa questo 2-0 che ci fa morale e ci fa stare tranquilli e preparare bene la partita prossima che sarà difficile.